Amici di Sportisiri, buon pomeriggio da Francesco Ammuca, ben trovati al centro sportivo Ciaculli di Palermo per la sfida valida per il recupero della settima giornata del girone C del campionato giovanissimo regionale Under 14 tra le formazioni di ITF e Cantera Ciaculli. Partita che è stata rinviata un paio di settimane fa e che si sta giocando oggi pomeriggio, tra l'altro con inversione dei campi, perché da calendario la squadra di casa risulta essere la TF, che gioca in maglia rosa con inserti neri, calzettoni e calzoncini neri. Si gioca sul campo della Cantera Ciaculli, qui al centro sportivo del noto quartiere palermitano. Maglia rossa con inserti neri, calzoncini neri, calzettoni rossi per la squadra di casa, che si porta subito in avanti con un calcio d'angolo. Allora seguiamo questo primo tiro alla bandierina, pallone che spiove, colpo di testa tentato da Scalabrino, poi pallone che viene in qualche modo allontanato dalla difesa della TF, che prova a lanciarsi in avanti con la corsa di Abate. Abate prova a correre in mezzo a due, ancora Abate tiene palla, poi il servizio lungo linea per Miceli, fermato, sarà fallo laterale per la squadra di Mister Pianges. Rimessa per Mazzotta, poi spalla alla porta ancora Miceli, fermato, e sarà anche calcio d'angolo per l'ATF. Questo recupero della settima giornata, poi vedremo anche cosa accadrà per la gara di ritorno, ma intanto pensiamo a questa di partita, assistiamo a questa gara con il primo calcio d'angolo anche per la TF. Tanti ragazzi in area di rigore, pallone sul primo palo allontanato dalla difesa della Cantera, direttamente in fallo laterale con Miceli che se ne incarica in prima persona. Cacioppo, ancora Miceli, controllo spalla alla porta, poi ancora l'inserimento di Cacioppo che cerca la suolata, viene fermato nell'intervento di Capitan Vaccaro, poi allontana la difesa rossonera. Serie di batti e ribatti, alla fine la palla viene gestita nuovamente dall'ATF con Mazzotta che va allo scambio, qui sbaglia Guercio, allora prova a ripartire la Cantera con questa palla lungolinea tentata da Raccuglia. C'è l'intervento a danni del numero 21 Scalabrino con palla che si perde in fallo laterale, sarà l'ATF a occuparsene, ricordo ovviamente. Due frazioni da 35 minuti ciascuno per questa partita riservata ai ragazzi nati nel 2012. Tra l'altro fondo del campo del Ciaculli senza dubbio che ha usufruito del sole che ha battuto su Palermo nel corso della giornata, a partire dalla tarda mattinata, dopo che il capoluogo siciliano si è svegliato sotto forti acquazzoni. Poi le cose sono andate meglio con il passare delle ore e alla fine il sole ha baciato la città e di conseguenza anche il terreno di gioco, e di conseguenza non ha risentito, non sta risentendo, non vediamo pozzanghere, non vediamo punti bagnati. In ogni caso calcio di punizione, torniamo in cronaca, Vaccaro subito a battere, pallone verso l'area, contatti, poi il tentativo ed il miracolo su Spataro da parte del portiere Geraci. Attenzione però ancora alla Ciaculli con questa palla che arriva in area, prova ad arrivare Vaccarella, alla fine arriva Lavardera, para Geraci che, come è successo sabato contro come è successo domenica mattina contro il Palermo, si è già reso protagonista di una parata importante che andiamo subito ad annotare al quarto minuto di gioco. Palermo che alla fine ha avuto nettamente la meglio sull'ATF, forte naturalmente di una superiorità evidente nel corso dell'incontro, ma si è fatto notare nonostante i 6 gol incassati il portiere dell'ATF nel corso di quest'ultima gara.
Tanto si ripartirà dal fondo con un rinvio proprio per Francesco Geraci. Capri, giocala, fatti vedere, Diego, girati, Diego. Tanto le indicazioni da una parte di Pianges, dall'altra di Raccuglia con la palla che viene lanciata da Geraci, rimane abbastanza corta, non riesce a controllare Raccuglia, poi colpo di testa da parte del numero 19 Marchese, alla fine fallo e punizione in favore della cantera Ciaculli, con Capitan Baccaro che se ne incarica, accanto a lui c'è Marchese. Battuta lunga di Baccaro allontanata dal centrocampo dell'Atletic. Allora attenzione alla corsa ancora da parte di Abate che prova ad involarsi. Abate, serie di finte in area, Abate a tu per tu col portiere, sparacchia alto graziando in questo caso Vaccarino, ma qui ad un passo dal gol anche l'ATF. Qui bella l'azione di Abate che ha fatto tutto bene tranne il tiro, forse troppo sicuro di segnare, ha sparacchiato forse anche ad occhi chiusi, mandando la palla clamorosamente sopra la traversa. Tanto non riesce, la giocata a Scalabrino col tacco, sarà fallo laterale TF con Mazzotta, reclama il pallone, lo riceve Cacioppo, ma c'è cambio rimessa, un po' titubante Itan Mazzotta. E la rimessa con Raccuglia che la lascia ai compagni. Battuta lungolinea con la palla che arriva dalle parti del numero 7 ospite Guercio, altro colpo di testa in avanti, poi il controllo, c'è anche forse una spinta, l'arbitro la vede, la ravvisa, spinta ai danni del numero 11 Lavardera, punizione Ciaculli. E gara che è iniziata subito forte con una palla gol abbastanza nitida da una parte e dall'altra. Tanto la battuta della punizione affidata a Musiello, pallone largo dalle parti di Spataro, anticipato dall'intervento di Arculeo che prova a partire, forse anche sbilanciato da un avversario, non secondo il direttore di gara, che assegna rimessa ai Ciaculli, poi chiusura difensiva da parte di Avella sulla ribattuta. Altra rimessa per la squadra rossonera col pallone che arriva al limite dell'area, Avella lo allontana. Poi si lotta e allora corre ancora Abate che prova a riscattarsi dopo l'errore precedente. Abate, cross in mezzo, intercetta Bommarito, poi ancora conclusione dalla distanza, comoda per Vaccarino. Il rilancio che viene però raccolto dalla difesa ospite, anche se qui è bravo a recuperare il pallone Andria, ma nuovamente TF in possesso. Miceli, la palla è per Cacioppo, poi tentativo di messa in mezzo subito da parte di Boncore, intercettata. Ancora TF in predominio della metà campo avversaria. Abate si gira, calcia, la palla parata in due tempi da Vaccarino. Sta provando a riscattarsi, come dicevo prima, Andrea Abate, senza dubbio il giocatore più pericoloso dell'ATF in questi primi 8 minuti e mezzo di partita. Qui c'è il recupero palla completato da Zacco che però non riesce a tenere la sfera in gioco e allora fallo laterale per la squadra allenata da Raccuglia. Poi ancora Ciaculli in possesso col servizio largo per Marchese che non trova compagni, allora Miceli alleggerisce rischiando qualcosa, Scalabrino non ne approfitta, poi la scivolata dura, fallosa da parte di Raccuglia che chiede subito scusa a Miceli. Si danno il 5-2. Direttore di gara che minaccia provvedimenti disciplinari per il numero 77 della cantera Ciaculli. Punizione battuta da Guercio, battuta male. Poi palla in verticale, c'è la corsa in posizione regolare da parte di Lavardera. Lavardera prova ad incrociare, esce morbido il suo sinistro, bloccato senza problemi da Geraci.
Pallone rischioso, controllato da Boncore, poi Zacco, verticale, sbagliato, riconquista la cantera. Ottima qui la chiusura di Guercio, che ha cercato anche l'uscita palla al piede. Arcoraci in avanti per la corsa di Abate che sprinta. Abate è più veloce di tutti, prova l'ingresso in area, viene però fermato da Spataro, ma ancora attacco vivo per l'ATF con la sterzata, il tocco ancora per Abate che converge, prova a calciare, respinge sul corpo di un compagno che era però in fuorigioco. Si tratta di Arculeo, punizione Ciaculli. La sensazione è che sulle fughe in velocità di Abate l'ATF possa provare a costruire le sue fortune in questo pomeriggio. È battuta dalle parti di Andria, che però non riesce a controllare, poi riesce col break Musiello, anche se la palla si perde in fallo laterale per l'ATF. Qui la giocata tentata sulla sinistra, poi gestione del pallone affidata a Boncore, verticale sulla quale ci sono solo maglie rosse a recuperare la sfera, in particolare quella di Marchese. Poi non riesce la giocata all'indirizzo di Andria, allora ancora ATF in possesso. C'è la chiusura forse fallosa ai danni di Miceli, in ogni caso riconquista con Raccuglia la cantera Ciaculli. In mezzo a due Raccuglia, resiste anche una mezza trattenuta, quella palla rimane buona per i ragazzi in maglia rossa, chiusura ai danni di Scalabrino. E allora fallo laterale per la squadra di casa, con Marchese pronto ad effettuare, il direttore di gara che lo invita a rispettare il punto di battuta, e poi si parte. Qui a vuoto Miceli, la palla comunque allontanata dalla difesa dell'ATF, poi c'è l'anticipo, anche se riesce a intervenire Avella, va a terra senza subire fallo la Vardera, un po' di confusione, poi alla fine mette ordine Boncore che allarga a sinistra per Arculeo che prova a lanciare i compagni. Abate ancora una volta veloce, viene anticipato da Vaccaro che mette il piede, prova ad intervenire Spataro per evitare il fallo laterale, ci riesce anche molto bene perché serve Bonmarito, prova ad uscire col palleggio la cantera Ciaculli con Musiello in avanti, c'è Scalabrino, dialoga Scalabrino con i compagni, poi ancora palla in verticale per il 21 che però non è partito. Allora possesso TF con Avella che pulisce la sfera, va da Geraci, rincorsa il lancio, non controllato dai compagni, c'è il palleggio di Andria, tante maglie dell'una e dell'altra fazione lì in mezzo, poi Abate con la spizzata di testa che diventa quasi un autolancio, interviene Spataro, poi di testa all'indietro Boncore, occhio alla palla in verticale sulla quale arriva per primo Mazzotta, quale controlla, spalla alla porta, aggredito da Scalabrino, si affida a Guercio che ancora una volta rischia il dribbling, poi si guadagna la rimessa da fondo, non senza brividi, il numero 7 in maglia rosa. Allora Geraci per il rinvio, tra l'altro c'è vento ma non è così intenso come era stato nei giorni scorsi, anche per domani la protezione civile ha indetto allerta gialla sperando che non ci siano danni, considerando anche quello che sta succedendo in giro per la Sicilia da almeno una settimana a questa parte. Qui tenta il colpo di testa senza successo Avella, poi esce Guercio che ancora una volta rischia e la perde questa volta. Scalabrino lo ferma Guercio che esagera, poi riesce a toccare su Mazzotta, poi tocco in avanti, ancora ad intercettare e a leggere bene il centrocampo della cantera Ciaculli con Andria, l'intervento di Mazzotta, poi Miceli prova ad allungare, Miceli verticale intercettato, ancora Miceli cerca e trova i compagni, Arcoraci nello specifico che viene però fermato da Vaccaro, rimane a terra, forse ha subito un colpo involontario dal capitano avversario. Guercio allontana, poi colpo di testa, interviene in due tempi qui Andria, poi pallone giocato ancora in avanti, nuovamente Andria che liscia la palla, poi lo aiuta Bonmarito, alla fine però TF in possesso, e allora la corsa
da parte di Arculeo. Arculeo fermato, tanti errori da una parte e dall'altra, tanta intensità comunque, anche un po' di frenesia. In questo caso non colpisce bene Scalabrino. Poi giocata in avanti ancora per il 21 che viene però anticipato. E allora prova a correre dall'altra parte da TF. Tanti cambi di fronte proprio per via dei diversi errori di misura da una parte e dall'altra. Qui lo scambio che prova a favorire Mazzotta e Arcoraci, il quale se la sistema. Arcoraci sinistro con la palla che cambia traiettoria grazie al vento, ma è bravissimo con l'intervento Vaccarino e palla che termina in calcio d'angolo. Qui ha provato a sfruttare l'effetto sorpresa Arcoraci, conclusione con la traiettoria beffarda. Bravo Vaccarino a distendersi, a metterla fuori con la punta delle dita. Ed è calcio d'angolo, il secondo della partita per l'ATF. Non si sa chi deve andarlo a battere. Arriva Abate. Mentre abbiamo superato quasi i primi 16 minuti di gioco, alla fine Abate se ne va. Sarà Boncore a battere. Tanto traffico nell'area piccola. Rincorsa di Boncore, pallone sul primo palo, Arcoraci tenta la girata, colpo di testa interessante, credo di Abate, parato però da Vaccarino. Allora attenzione all'altra parte, Scalabrino con la corsa, Guercio però scarica i cavalli e riesce quantomeno a fermarlo in fallo laterale. La rimessa però sarà per lui. Qui con la mano, intervento di Cacioppo. Punizione per la cantera Ciaculli. Quando ci avviciniamo anche a metà del primo tempo, si è riaccesa la partita con la palla gol avuta da Arcoraci un paio di minuti fa, sulla quale è stato veramente molto molto bravo Vaccarino. Intanto occhio alla punizione per Marchese, pallone che arriva in aria, forse una deviazione, in ogni caso mette tutti d'accordo Geraci, prendendo la palla con le mani e facendo salire i compagni. Più indietro! Qui il direttore di gara fischia punizione a 2. Anzi non è calcio d'angolo, è calcio d'angolo in base alle regole. Sugli 8 secondi ci ha battuto l'angolo con la palla che spiove in aria, allontanata in qualche modo ancora cantera Ciaculli che insiste con Spataro che converge, va addirittura a calciare verso la porta. Geraci la branca, adesso non può contare fino a 10, anzi deve contare fino a 7 per togliersi la palla dalle mani. La giocata intanto di Arculeo che non la tiene in campo. Il direttore di gara che chiama Miceli, reo di averne invocato l'intervento. Non necessario secondo me questo rimprovero. Rimessa col colpo di testa da parte di Cacioppo, poi la giocata tentata da Boncore, rimessa TF sul tocco da parte di Musiello. Rimessa TF con la palla che balla praticamente in mezzo a tante maglie sia rosse che rosa. Poi Cacioppo, Miceli correndo all'indietro, poi si gira verso la porta avversaria. Cacioppo, poi la palla allargata a sinistra da Boncore, c'è la chiusura da parte di Vaccarella sull'asse. Zacco Boncore a sinistra, occhio alla TF che prova ad attaccare dall'altra parte, ci abbatte, la palla dovrebbe essere uscita, l'arbitro forse non se ne è accorto, in ogni caso si continua con Miceli che controlla sul sinistro, allontana la difesa della cantera Ciaculli, poi spazza definitivamente con la palla che finisce oltre la linea laterale. Direttore di gara che ferma il gioco e poi assegna la rimessa all'ATF come giusto che sia. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Marchese, poi il cross tentato
da Mazzotta. Voleva il fallo laterale Musiello, non è di questo avviso il direttore di gara, allora batte ancora Mazzotta su Geraci, che ha il problema di controllare e girarsi. Alla fine calcia verso l'area, cerca Abate, non lo trova. La palla viene fatta uscire da Vaccarino. Vaccarino che batte corto su Vaccaro. Qui palla pericolosa, alla fine letta da Guercio che interviene in anticipo. Boncore tra le linee, c'è la giocata tentata da Arculeo che non è riuscito a servire i compagni, poi pallone che rimane ancora lì, interviene ancora Guercio che esce palla al piede, il dribbling di Guercio arriva al limite, poi la palla per Arcoraci, il quale prova a liberarsi, sempre Arcoraci sinistro, la palla bloccata a terra in due tempi da Vaccarino. Rilancio da parte di Vaccarino, in qualche modo Avella viene anticipato, poi la palla giocata in avanti, ma c'è l'ottima copertura ancora dei difensori in maglia rosa. Vaccarella in avanti, cercato ma non trovato Lavardera. Lancio in avanti con la copertura da parte dei difensori in maglia rossa, esce Guercio, dribbling ancora e questa volta riesce, sempre Guercio in mezzo a due, deve servire i compagni, lo fa andando da Abate. Abate qui ha cercato di premere la corsa del Herculeo, non ci è riuscito, allora ripartenza ma subito rimontato Vaccarella, palla messa in fallo laterale da Zacco. Sta provando ad alzare un po' il ritmo la TF in una fase della partita che sembra favorevole almeno per quanto riguarda l'inerzia del gioco. Qui l'intervento di Mazzotta che in qualche modo riesce a dialogare con i compagni, poi il servizio a sinistra per Arculeo, Boncore, Abate, spalla alla porta, ancora Abate che corre a sinistra, inseguito palla lunga e per il servizio che non arriva, poi Arculeo ancora lungo, colpo di testa da parte di Bommarito, poi ancora TF in possesso dell'attaccampo avversario, interviene Musiello che spazza via e di fatto lancia la Lavardera, il quale viene però fermato dall'intervento di Avella. Direttore di gara che fa rispettare il punto di battuta. E poi si può giocare con la palla in avanti, ancora il duello spalla alla porta tra Lavardera e Avella, poi ancora il numero 4 che allontana la minaccia, Andria di testa, ci sono solo maglie rosa, nello specifico quella di Cacioppo che sbaglia. E fallo laterale Ciaculli, 23esimo minuto che scade in questo istante, 12 minuti più recupero eventuale. Prima di rimandare le squadre a riposo, il punteggio per il momento è di 0-0, non tantissime le occasioni, forse più TF, anche se la palla gol avuta dal Ciaculli in avvio da Lavardera è stata veramente importante. È stato bravo Geraci, così come è stato bravo dall'altra parte anche Vaccarino sul tiro di Arcoraci, punizione TF intanto. C'è la punizione per Guercio, controlla Geraci che riesce a passare, ancora Geraci, serie di finte per il cambio gioco a sinistra dove arriva al piccolo trotto Zacco, alza la testa, serve vicino Boncore, ancora il 3 in possesso sulla sua corsia di appartenenza, palla lungolinea a cercare Arculeo che non può arrivare, poi Avella, qui la liscia, attenzione perché la Lavardera ne può approfittare, no perché arrivano i giocatori in maglia rosa, in particolare il solito Guercio che ancora una volta cerca di uscirne in dribbling e alla fine è costretto a concedere fallo laterale. Ragazzo che ha sicuramente del talento, che ha sicuramente delle qualità, tra queste non c'è la giocata facile, almeno per il momento, ma essendo ragazzi tredicenni, quasi 14enni, glielo concediamo, come è giusto che sia. Intanto c'è un calcio di punizione molto interessante per i Ciaculli.
E allora occhio perché si riempie l'area dell'ATF a 10 minuti più eventuale recupero dall'intervallo. Marcello! Oh, Ciccio! 3-0, Ciccio! Che cazzo fa a perdere a 3 là? La punizione con l'arbitro che ha fischiato. Oh! Ciccio! Te che ci fai là 3? Chiamano tu nella barriera! Il fischio che arriva adesso dell'arbitro, pallone che spiove, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora attacco vivo con Musiello che viene fermato, la palla poi diventa buona, si lotta. Poi Scalabrino, conclusione al lato davvero di poco. Qui un po' di confusione anche nel dialogo tra la panchina dell'ATF e il portiere Geraci, reo di aver messo ben 3 uomini in barriera. Un po' eccessivo secondo la direzione tecnica della squadra che da calendario è di casa. Arcoraci con la giocata prova a sprigionare i cavalli, poi quasi non si capisce con il compagno. Ancora Arcoraci, limite dell'area, Arcoraci, il dribbling, arriva Arculeo, Arculeo! Esterno della rete, qui bella giocata ATF ma manca la precisione. C'è l'avanzata adesso, palla al piede per Capitan Baccaro. Poi lungolinea Scalabrino che cerca di lanciare Raccuglia, non ci riesce. Poi sbaglia anche Cacioppo dall'altra parte. Allora attenzione alla corsa di Raccuglia che adesso viene raggiunto. Raccuglia inseguito da 2 avversari, cerca di andare da solo. Guercio scorta l'uscita del pallone in fallo laterale. Ma chi devo dare la palla avanti la devi portare? Alla rinvia Geraci che fa serie ai compagni, vediamo se sarà più forte il suo rinvio. Palla che arriva dalle parti di Mazzotta che però quasi la ignora. In ogni caso colpo di testa di Raccuglia direttamente in fallo laterale. Andrà a Mazzotta. Spalla alla porta, c'è Abate che prova a liberarsi, va quasi al duello con Baccaro. Alla fine spazza via la difesa in maglia rossa. Altro fallo laterale davanti alla panchina della cantera Ciaculli con Mazzotta. Cerca Abate, colpo di testa, poi pallone allontanato da Andria. Scalabrino prova ad andare la Vardera, lo ferma Guercio che forse subisce anche una spinta che alla fine allontana la difesa sui piedi di Musiello che concede fallo laterale. Abate, poi Miceli con questa palla che colpisce Vaccarella, forse un fallo di mano, l'arbitro l'ha ritenuto involontario. La Vardera appoggia Scalabrino, fermato da Mazzotta, poi il controllo di Andria che riesce a servire ancora i compagni. Scalabrino in avanti per la Vardera che la fa scendere, calcia verso la porta, blocca senza grossi problemi Geraci che era lì. Ottimo anche senso del piazzamento da parte del portiere della TF. Intanto Arcoraci dall'altra parte prova a correre. Arcoraci va da solo, ignora anche i compagni, poi calcia col sinistro, il volo di Vaccarino, palla in calcio d'angolo. Qui ha fatto tutto da solo Arcoraci, sembrava che ci fosse uno spiraglio migliore per servire Arculeo, alla fine si è messo in proprio e ha sfiorato il gran gol, il numero 9 dell'ATF, adesso angolo per la squadra di Pianges. La battuta primo palo, anticipato Abate, prova ad arrivare Vaccarella, anticipato da Arculeo. Arculeo la lascia lì, poi se la fa ridare. Dribbling di Arculeo su Musiello. Per lo scarico per il cross che arriva in aria, colpo di testa di Abate. La vedi in mezzo tra una sponda per Miceli
è un tentativo verso la porta, alla fine non trova né l'uno né l'altro. Il numero 11 della TF che ancora una volta avvicina al gol del vantaggio. Il colpo di testa di Miceli, poi la fa scendere in qualche modo Boncore, alla fine riconquista Cacioppo che viene fermato, poi allunga l'Arpione, recupera la palla. Guercio, tocco sbagliato ancora di Boncore, attenzione alla palla lunga con Avella che addirittura si permette il lusso di palleggiare, spinta di Lavardera, punizione. Marcello, giocala bene sta palla. Punizione proprio per il numero 4 che però la sbaglia. Poi c'è l'avanzata da parte di Spataro, chiusura di Zacco, sarà fallo laterale per la cantera Ciaculli a poco più di 4 minuti dallo scadere dei primi 35. È sempre col punteggio di 0-0 che permane, ma possiamo dire che forse entrambe le squadre a questo punto meriterebbero di andare a bersaglio. Qui intanto conclusione sbilenca da parte di Scalabrino. TF che ha avuto almeno 3 palle gol nitide, con 2 ottimi interventi da parte di Vaccarino dopo quell'occasione sciupata da Abate. Dall'altra parte, come dicevo, il colpo di testa di Lavardera, il tentativo di Lavardera dopo pochi minuti, ma anche altre chance non sfruttate appieno dai padroni di casa. Abate, la giocata poi larga verso Miceli che non può arrivare. Qui l'errore da parte di Cacioppo nel servizio per Miceli, rimessa Ciaculli, colpo di testa proprio del numero 10. Poi Cacioppo interviene, Guercio fermato, poi si lotta lì in mezzo e alla fine riconquista la cantera. Raccuglia in avanti, colpo di testa di Cacioppo. Miceli prova la girata, a vuoto qui Musiello che poi in qualche modo la gira. Avella, forse con una mano, anzi era Zacco, forse con una mano. Intervento di Vaccarella, sarà punizione per l'ATF. La giocata per Cacioppo. La giocata a sinistra, ottimo qui Arcoraci che prova a liberarsi, viene fermato stavolta. E allora Lavardera che prova a ripartire, la perde nel duello con Avella, poi ancora Lavardera, interviene la tira in campo. Subentra nell'azione anche Vaccarella. Poi di tacco Cacioppo, palla in fallo laterale. Scalabrino, torre per Lavardera, l'intervento di Guercio. Poi Zacco prolunga in qualche modo Boncore, ma la palla ce l'ha ancora la cantera Ciaculli. Ancora la chiusura, poi Andria, verticale, Guercio col controllo, seguito da Lavardera, cerca la giocata, alla fine concede, anzi guadagna fallo laterale. A 100 secondi dallo scadere del 35esimo. C'è l'intervento su Musiello, punizione cantera Ciaculli. La punizione che viene affidata a Vaccaro. Fischia l'arbitro, Vaccaro con la rincorsa lunga, pallone direttamente verso la porta, ma Geraci ha vissuto situazioni ben più pericolose e la blocca senza problemi. Questa volta Geraci rilancia entro gli 8 secondi, interviene Andria, la insegue Arculeo, arriva anche Zacco, entrambi anticipati però dall'intervento di Spataro, rimessa Ciaculli. Allora rimessa per il numero 2 della squadra rossonera. La sponda in avanti, Lavardera
fermato il suo intervento, poi Raccuglia, Scalabrino, Lavardera ancora, si lotta, alla fine richiesto un fallo di mani non ravvisato dal direttore di gara e comunque rimessa per la cantera Ciaculli, che potrebbe chiudere in avanti il primo tempo. Scade infatti in questo momento il 35esimo, no, l'arbitro dice che basta così per il primo tempo. È 0-0, ma uno 0-0 quasi bugiardo tra TF e Ciaculli per quello che si è visto nel primo tempo. Ora, come di consueto, spazio alle immagini di Targate Sportivi, poi torniamo qui per il secondo tempo. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piana, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia afferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam, che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la corsia di testa prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata. Ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo e dunque partita per pochi intimi, ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo, delicata ma alla mezz'ora. Punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane, ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese, ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat a sbloccare il risultato. È 0-1 al comunale e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia
con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camrat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camrat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-0-11, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camrat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce. Conclusione sul primo palo. Zummo, dopo una deviazione, deve mettere il pallone in calcio d'angolo. Poi un quarto d'ora dalla fine, mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane. Rosso per entrambi, chiude addirittura in 9 il Camrat. Il 90-0-11 è invece in 10 e a 10 minuti dalla fine, con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-0-11 del Camrat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Veca, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Si torna in campo per il secondo tempo di TF Ciaculli, recupero della 7ª giornata del campionato Giovanissimi regionali Under 14 Girone C. Il primo tempo si è concluso, come potete vedere in grafica, sullo 0-0, qualche occasione ma tante occasioni da una parte e dall'altra. C'è stato anche un cambio, perché ha cambiato il portiere l'ATF. Intanto però torniamo a immergerci nella partita che vede il possesso palla della formazione che da calendario gioca in casa, ma non per quanto riguarda il terreno di gioco. C'è il palleggio con Cacioppo, poi Mazzotta prende il centro. Questo qui è largo per Miceli che prova a prendere il centro del campo, poi subentra Abate, fermato dall'intervento di Vaccaro, poi
Non riesce nella gestione Scalabrino e alla fine Guercio serie di finte, poi pallone verticale da parte di Boncore, la chiusura da parte di Vaccaro, ma ancora TF in possesso. Andria interviene nuovamente, Arcoraci, i dribbling di Arcoraci, zona tiro per lui, ci prova Arcoraci, palla fuori, ma ancora una volta prova ad accendersi Arcoraci. Ingresso in campo del secondo portiere Barresi al posto di Geraci, quindi ha cambiato il portiere, la formazione guidata da Pianges. Qui la chiusura, fallo laterale Ciaculli. Direttore di gara che fa arretrare dal punto di battuta Spataro per la palla giocata in avanti, va giù la Vardera, si continua a giocare, pallone messo da Vaccarella, poi spazza Avella, Andria col servizio in avanti, non riesce a controllare Scalabrino e allora Guercio. Ancora Guercio. Arculeo in avanti, troppo lungo per tutti. Intanto Abate, prova a passare, Abate, sterzata, l'arbitro fischia, punizione TF. L'arbitro fa rispettare il punto di battuta. La punizione se ne occuperà Boncore. Fischia l'arbitro. La rincorsa di Boncore con la palla che scende, ma scende troppo tardi. La battuta effettuata da Vaccarino, poi il palleggio e il rilancio, colpo di testa con la palla che non esce in fallo laterale, poi la recupera Arcoraci che commette fallo. Il ponte da parte di Arcoraci sul difensore avversario. Si può prendere con un calcio di punizione in favore dei Ciaculli. Palla battuta in avanti, la Vardera prova a difenderla, ci riesce anche con l'aiuto di Scalabrino, ancora l'11 in possesso, poi interviene Avella, ma attenzione ancora all'avanzata con Vaccarella che prova a riprendersi il pallone, poi sfera che arriva direttamente dalle parti di Barresi. Zacco rischia con questo pallone per Avella, palla che esce in fallo laterale. La rimessa per la cantera Ciaculli. L'arbitro da cambio rimessa, ancora una volta molto esigente il direttore di gara. Vincenzo, Vaccarella, vieni. Moricello, leggermente più indietro. Moricello, Samu, leggermente più indietro tu.
Gioca da Musello. Dietro le punte, Giulio, dietro le punte. Vuoi entrare? Allora, esce il 10 ed entra il 17. Giulio, dietro all'armadio. Mister dove, mister? Vice. Non cambia lento, non cambia lento. Si riprende allora con la punizione, ci sono stati dei cambi, a breve andremo anche a vedere di cosa si tratta, poi si lotta, allontana Zacco, poi sfera che arriva dalle parti di Raccuglia, conclusione Sbilenka. La palla battuta da Barresi, colpo di testa, poi prova ad arrivare Musiello, il quale poi viene a contrasto con Cacioppo, si continua a giocare, poi il recupero palla tentato è riuscito a dire la verità all'ATF, non riesce qui la giocata di Abate che però ritrova il pallone, Abate c'è forse fuori gioco, l'arbitro lascia giocare, Arcoraci ai 20 metri, poi pallone dall'altra parte col controllo con un braccio da parte di Arculeo. Battuta lunga con l'intervento in anticipo da parte di Arculeo, poi qui la giocata sulla sinistra, è ancora pallone troppo lungo però. Fabrizio, fermati quando è così. Girati, dai. Andrà al rinvio l'estremo difensore della cantera Ciaculli. 8 minuti e 20 secondi sono già andati via. Invio lungo con la palla prolungata da Scalabrino, prova a correre la Vardera che va a contrasto con Zacco, si continua a giocare, ancora l'11 in possesso del pallone, cerca la corsa dei compagni con la sfera che però si perde fuori, sì, fallo laterale. Tanto sarà rimessa per la cantera Ciaculli, con la palla che viene rimessa in campo da Spataro, si lotta, riconquista Arculeo, poi possesso che viene perso, allora attenzione ancora alla cantera Ciaculli, chiusura di Avella, poi il tocco indietro, tanta confusione, alla fine prova ad approfittarne la Vardera, fermato dall'intervento di Zacco. Cerca la ripartenza adesso l'ATF con la giocata di Arculeo. Il tocco poi è fuori misura, prende in controtempo il compagno. Tanta confusione di nuovo in campo, un po' come era successo anche nel corso del primo tempo. Adesso prova Arcoraci con una delle sue solite iniziative in solitaria, viene però fermato. Poi si lotta lì in mezzo, va giù un giocatore dei Ciaculli, c'è fallo. C'è cartellino giallo, credo per Arcoraci. Ale! Giocala la palla! Avanti l'uomo! Fanno vedere, c'è la Cacioppo là! Qui ancora si lotta con la palla girata in avanti dalla cantera Ciaculli. La chiusura non perfetta, qui forse un tocco col braccio, sì, da parte di Cacioppo. Marcello! Vai vince!
Battuta lunga e attenzione alla corsa di Spataro che va a calciare, viene fermato da Zacco, calcio d'angolo. Vai Sant'Anni mio, Samu, resto dietro tu, vai dentro Marco, Samu, rimango qua. Oh, il 3 ragazzi, il 3 solo. Andrea, rimani qua a mezzo. Qui pallone allontanato sul calcio d'angolo, ancora Spataro. Qua ancora Spataro a lottare con Zacco, alla fine la meglio, pallone messo in mezzo. Barresi lo raccoglie, lo fa suo. Qui attenzione perché c'è una giocata pericolosa da parte della difesa della Cantera. Allora attenzione ad Arcoraci, si invola Arcoraci con accanto a Bada, Arcoraci con la suolata, Arcoraci, vantaggio TF, la fuga vincente da parte di Arcoraci che dribbla anche il portiere, porta avanti i nero-rosa. Dunque si sblocca la partita qui ai Ciaculli. Con la rete del giocatore che ci ha provato più di tutti nel corso della partita, Alessandro Arcoraci. Andiamo a riassumere anche i cambi che sono avvenuti prima, con l'ingresso di Cavallaro al posto di Miceli. Ora è Sciarculeo ed entra al suo posto Mandalari. Dall'altra parte sono entrati Vermiglio con la maglia numero 14 e Matranga con la maglia numero 10. Riprende il match che si è appena sbloccato con il gol di Alessandro Arcoraci. Chi prova a lottare proprio Vermiglio che non guadagna fallo laterale. Allora 21 minuti e mezzo più recupero, c'è ancora tanto da giocare qui al campo dei Ciaculli, ma la TF si è portata in vantaggio. Qui il rischio, cambio rimessa, reclamato a gran voce dalla panchina rossonera. Qui le indicazioni da parte di Mister Raccuglia. Spataro che va a lungo con le mani, l'anticipo secco con Abate che prova a lanciare Arcoraci, è in fuorigioco. L'arbitro fischia adesso perché vede che l'attaccante arriva in anticipo su Vaccarino. Direttore di gara che indica il punto esatto della battuta della punizione. Battuta malissimo però la punizione dei Ciaculli. Allora prova ad accendersi dall'altra parte Cavallaro. Palla sulla sinistra, ancora per il 17 che attende l'arrivo dei compagni. Cerca di servire Zacco, non ci riesce, ma Zacco riconquista. Poi degli errori di misura abbastanza importanti da parte dei Ciaculli. Qui tentato il lancio da parte di Matranga, ma è preda di Barresi. Colpo di testa ancora di Matranga con la palla che si avvia verso il fallo laterale che verrà battuto dalla TF. TF che è in vantaggio da 3 minuti con la fuga per il gol di Arcoraci. Primo quarto d'ora della ripresa che se ne va, 50 minuti giocati, 20 ancora da giocare, più il recupero. Lavardera lotta, viene fermato, Cavallaro in mezzo a due, prova a calciarla lontano, un secondo tentativo e alla fine la palla può diventare preda di Arcoraci, anticipato da Vaccaro. Fallo laterale TF. Sarà la rimessa per Zacco. Andrea, fatti vedere! Fermati, Fabri! Andrea, fatti vedere! Salvo, stringi un poco, tu! Battuta, ma è cambio rimessa. Qui la spiegazione, tutorial da parte del direttore di gara a Mister Pianges sulla battuta dei falli laterali.
Intanto Avella, Guercio questa volta non rischia, calcia addosso all'avversario, guadagna fallo laterale sulla pressione da parte di Matranga. E allora rimessa ancora TF. Cavallaro, controllo e lancio dalle parti di Vaccaro. Qui reclama una trattenuta Abate, l'arbitro non se ne avvede, allora rimessa Ciaculli, ma ancora una palla persa. Zacco in 2 tempi prova a intervenire, la Vardera fermato. Ed è rimessa per Spataro. Interviene Cavallaro, poi l'arbitro fischia un fallo in favore della TF. C'è cambio per i Ciaculli, ingresso di Mineo al posto di Scalabrino, aumenta il tonnellaggio del proprio attacco. Giocatore meno dinamico, più di peso, di sostanza. Numero 33 Andrea Mineo. Intanto occhio a questa punizione per la squadra di Pianges. Bonavella che lancia più lontano che può, l'intervento da parte di Vaccaro, poi prova a lottare proprio Mineo, subentra nell'azione anche Musiello, poi il lancio in avanti alla ricerca di Matranga che prova a correre, lo anticipa Guercio con buona scelta di tempo, poi un colpo di testa che favorisce Andria, poi l'intervento da parte di Mandalari, alla fine pallone calciato in avanti, Arcoraci prova a correre, Arcoraci sull'uscita che in qualche modo arriva da parte di Vaccarino, ancora Vaccarino a lottare, la porta è vuota, Arcoraci viene fermato, rimessa per l'ATF con Arcoraci che rimane giù. Si rialza l'autore del primo e fin qui unico gol della partita. La rimessa per la sua squadra, con la palla che va dalle parti di Abate, serie di finte, poi viene fermato, anzi no, continua con la giocata, anzi si tratta del numero 17 Cavallaro che calcia, parata sul primo palo. Qui la fuga da parte di Zacco, il contrasto, la palla diventa buona, almeno per un momento, per i giocatori in maglia rosa. Alla fine rimessa per la cantera Ciaculli. E ancora Spataro per il fallo laterale. Colpo di testa, poi allontana Andria. Ci riprova in qualche modo Musiello, poi c'è la corsa di Matranga anticipato da Guercio. Guercio prova ad andare da solo come spesso ha fatto, poi si aiuta con Zacco, dialogo che si prolunga e alla fine Cavallaro prova ad andare Cavallaro con la palla in verticale per Abate, anticipato da Vaccaro che sbaglia. Cavallaro cerca compagni, viene sgambettato, l'arbitro lascia giocare. La Vardera, palla che esce. Andrea, quando è così devi tagliare, non devi stare sempre là. Vieni, Fabri. Musiello, non bene di testa, poi Zacco in avanti, anticipato Abate dall'intervento di Spataro, poi ancora Musiello, sempre male di testa, 2 volte. Mandalari, Andria, poi prova a subentrare nell'azione senza successo Vermiglio. Matranga in avanti sulla Vardera, ancora Matranga, controllo a seguire, intervento però in chiusura da parte di Avella. Andria in verticale, Mineo prova a proteggere, poi fronte alla porta serve Matranga. Matranga ai 20 metri prova a calciare, viene intercettato e poi Zacco, fondamentale, in calcio d'angolo. Torna a premere la cantera Ciaculli a meno di un quarto d'ora dallo scadere del 70°. Il secondo angolo per la squadra di Raccuglia. La battuta sul primo palo, Matranga viene anticipato
e poi la palla spazzata via in due tempi, cacioppo fondamentale in questa circostanza, ma ancora Ciaculli che attacca, Spataro fermato da Cavallaro, poi si continua a lottare, Vermiglio sbaglia il tocco, alla meglio il solito Zacco e poi si trascina il pallone fuori. Battuta di Musiello, poi Andria, Vermiglio, Musiello ancora in avanti, spalla alla porta, però a girarla la Vardera, ma trova solo maglie rosa a ricevere. Una di queste è Mandalari che lancia la corsa di Cavallaro. Cavallaro inseguito a Raccuglia, alza la testa, arrivano i compagni, c'è Arcoraci, spalle alla porta, poi fronte, converge, Arcoraci fermato. Poi Raccuglia tenta la giocata ma è estemporanea, soprattutto una palla persa, poi pallone calciato in avanti che crea non pochi brividi, poi sbaglia il rinvio. Vaccarino, palla direttamente in fallo laterale, rimane in attacco l'ATF con il rilancio di Zacco con le mani. Abate, Musiello lo ferma, ma ancora Abate a riconquistare. Va a calciare col destro, un'idea pretenziosa, con la palla che si perde fuori. Tanto prepara una mossa per parte. Cambio. Hai detto Francesco, ragazzi. Allora esce Etan, esce il numero 2, Esce Mazzotta numero 18. ed entra al suo posto Francesco Siagura. Cambio anche dall'altra parte, l'uscita di Musiello, l'ingresso di Lo Gerfo con la maglia numero 9. Adesso Zacco passa a fare il terzino destro con Siagura che gioca a sinistra al suo posto, dall'altra parte Lo Gerfo che sembra prendere il posto a centrocampo che prima era di Musiello. Qui di testa Zacco nella sua prima giocata da terzino destro. Tanto altre due mosse in arrivo probabilmente anche per la panchina della cantera Ciaculli. Qui ancora Zacco, questa volta in anticipo su Matranga. E fallo laterale per i rossoneri. Pallone alla ricerca di Lavardera, prova a chiudere Guercio, poi spazza via il solito Avella. Lo Gerfo non riesce a controllare, Mandalari cerca la giocata, viene però fermato da Andria. Poi torna Mandalari sul pallone, nuovamente Andria, ancora Mandalari a riconquistare, poi forse messo giù. Si gioca per il vantaggio che però non si concretizza. Allora Ciaculli che torna in possesso col Matranga. Poi la giocata larga a destra, Spataro quasi preso in controtempo, poi riconquista, c'è un po' di traffico, Vermiglio la perde, poi prova a riconquistarla, non senza difficoltà si augura, alla fine Ciaculli col pallone, con Raccuglia, verticale su Mineo, fermato dall'intervento di Zacco, fallo laterale, ottima partita da parte di Jacopo Zacco, soprattutto in fase difensiva, tante ottime chiusure per il numero 3. Tanto si rialza un po' di vento proprio in vista del finale, ultimi 10 minuti e mezzo prima del recupero. Vento che tra l'altro arriva in faccia a chi vi sta raccontando la partita, quindi non il massimo. Abbiamo visto e vissuto di peggio. Ciaculli che adesso prova a spingere, ma la palla corre proprio col vento che vi stavo dicendo prima. Alla fine Spataro non è riuscito a rendere questa palla giocabile. Cambi per i Ciaculli adesso. E cambia anche dall'altra parte. Sta per entrare Monti con la maglia numero 27. L'uscita di Marchese. Dall'altra parte esce Abate, entra Giovanni Mineo, quindi un Mineo per parte. Si copre forse un po' Pianges.
Qui lotta Siagura. La palla non è uscita. E ancora Siagura, anticipato, gioco pericoloso secondo l'arbitro da parte di Matranga. Devi rientrare qua! Devi rientrare qua! Giulio, Anna! Sto dietro, Giulio! Anna Vari! Stringi! Oh, Sambo! Stringi! Devi stringere! Più vicino! Oh! Ciavella, la battuta della punizione, 8,5 più recupero. Avella lungo, interviene Spataro, poi lo Gerfo. Andria col passaggio deviato, arriva Andrea Mineo che prova a lottare. Colpo di testa all'indirizzo di Cavallaro, la chiusura, ancora Cavallaro, si fa vedere Arcoraci. Cavallaro va da solo, ora il tocco per Arcoraci. Arcoraci mette in mezzo, preso in controtempo in questo caso Mandalari, ma ancora attacco vivo per l'ATF, pallone che arriva quasi sulla linea di fondo, sarà calcio d'angolo per la squadra di Pianges. Battuto corto il calcio d'angolo dalla squadra rosa. Qui la giocata ottima con Zacco in area, pallone messo in mezzo sul secondo palo, Arcoraci col salvataggio a negare il 2-0, attacco per ancora vivo, Siagura se la sistema, Arcoraci la controlla, giocata ancora di Arcoraci che va a calciare, palla fuori, sfiora il colpo del KO a 7 dalla fine, la squadra di Pianges. Qui però per un attimo riconquista l'ATF che ancora attacca, pallone ancora verso l'area, Spataro anticipa. Poi pallone al limite, Arcoraci, tiro ribattuto. Poi altro tiro, pallone che scheggia il palo e va sul fondo ad un passo, ancora Arcoraci dal gol. Ale, dai, gioca! Ci sarà rimessa dunque per l'ATF che ha rischiato di finire a -2. Arcoraci con la riconquista, poi la Vardera, Vai, Ciccio! la chiusura tentata da Siagura, poi Matranga fermato da Guercio che qui rischia. Rimessa di Spataro, l'anticipo da parte di Cacioppo, poi pallone spazzato via. Rimessa di Spataro, colpo di testa di Siagura, poi Spataro con la testa. Alla fine Vermiglio per Matranga che prova ad andare, lo chiude come sempre Avella. Pallone che viene controllato da Guercio qui con una disinvoltura pazzesca. Vermiglio poi tocca male, rimessa Ciaculli. Mister Spanò manda ancora i cambi, anche dall'altra parte c'è qualcosa da cambiare. Cambi. Mario! Ingressi con Raccuglia che esce, l'ingresso di Balsamelli, pronto anche Tarantino al posto di Lavardera. Esce Arcoraci, dall'altra parte entra Argano. Quindi esce con il quale sta decidendo la partita. Qui controllo e rilancio da parte di Cavallaro, proprio Argano prova a lottare ma non la tiene. Lo Gerfo, pallone poi spazzato via da Cacioppo, c'è Vaccaro che lancia lontano. L'anticipo ancora del solito Zacco che poi lancia in avanti, troppo lungo però.
Palla che si perde in fallo laterale, ultimi 4 minuti in arrivo. Poi il recupero per decidere questa partita, valida per il recupero della 7ª giornata del campionato regionale giovanissimi Under 14. Prepara anche la mossa di Pietro Antonio, l'ATF, che recupera palla. Poi pallone spazzato via dalla cantera Ciaculli, ancora nella zona dove Barresi si fa lasciare il pallone ma poi sbaglia. Allora attenzione a questo tiro. Ci ha provato subito Balzamelli, si è fatto ingolosire dalla porta vuota. Guercio qui sbaglia, proprio Balzamelli a portargliela via. Matranga, il controllo a seguire di Monti, fermato dall'intervento. Indovinate un po' di chi? Di Zacco, che poi va anche con la giocata su Mineo e corre. Cavallaro, il dribbling, poi l'intervento a mettergliela fuori da parte di Tarantino. Partita totale da parte di Jacopo Zacco. Si era rimessa con lo scambio, l'intervento di Mandalari, poi Cavallaro con un braccio secondo il direttore di gara. Cambio arbitro. Qui il direttore di gara richiama Avella. Giulio, andiamo avanti, Giulio. Ale, vieni su, andiamo avanti, lunga la palla. C'è occhio in mezzo, c'è. Esce Marcello, Arbitro. Il cambio che arriva adesso, l'ingresso di Luca Di Pietro Antonio, esce Boncore. Marcello. Esce 8, entra 19. Vabbè. Ale, movimento all'Ale. C'è. Claudio, va bene. Si può riprendere 1 minuto e 50, poi la segnalazione del recupero qui dal campo dei Ciaculli. Monti anticipato da Guercio. C'è qui, vediamo là in fondo, anche dei fari di un'auto che potrebbero tranquillamente stare spenti, visto che sono in piena traiettoria dei ragazzi, che possono anche essere accecati da questi fari. Si poteva tranquillamente evitare, però ormai manca 1 minuto e 20, poi recupero. Eccola, adesso vengono spenti. Sembra quasi che ci hanno sentito. Rimessa Ciaculli in zona d'attacco. Ormai siamo al rush finale di questa partita. Per il momento decide Arcoraci. Poi Cavallaro mette in fallo laterale. Sarà rimessa. Occhi puntati naturalmente sul direttore di gara e sulla segnalazione del recupero. Qui c'è la palla recuperata da Mandalari, anzi da Cavallaro. Serie trattenute con Monti, poi la palla esce, rimessa TF. E con le mani Zacco. Interviene lo Gerfo col tacco, poi Monti, ancora l'intervento lì in mezzo, prova a recuperare in qualche modo Cacioppo, poi la giocata di Di Pietro Antonio, poi in avanti Mandalari alla ricerca di Cavallaro, duello con Tarantino, riesce Cavallaro a portargli via la palla, poi subentra nell'azione Vaccaro che è bravo a chiudere e a rendere giocabile la palla per i compagni, poi errore ancora di Tarantino, riconquista Di Pietro Antonio. Cavallaro per Mandalari, ingresso in area, Mandalari converge, ancora Mandalari, conclusione, palla fuori. 3 minuti di recupero indicati dal direttore di gara. Vedremo se 3 minuti da quando si riparte o 3 minuti in totale, perché l'arbitro ha dato il recupero a 70° già scaduto. In ogni caso si gioca. Vedremo se per 2 minuti e mezzo o per qualcosa in più. Qui pallone inseguito vanamente da Monti. E allora rimessa nella metà campo avversaria per l'ATF con Zacco alla ricerca di Cavallaro.
Contrasto con Andri, ancora Cavallaro che ha la meglio, la tiene, Cavallaro in mezzo a due, resiste, Cavallaro messo giù, calcio di rigore per l'ATF. La bella giocata di Cavallaro qui, gran bella giocata di Cavallaro che ha resistito alla prima carica, ha cercato la giocata e poi è stato messo a terra da Tarantino. E allora dal dischetto, probabilmente, vista la corsa che si è fatto per andare a battere, andrà forse Quercio, no? Se ne vanno tutti, rimane Cavallaro. Cavallaro contro Vaccarino, fischia l'arbitro, Cavallaro! Il 2-0 dell'ATF che la vince, no? Da ripetere. Da ripetere. Il tentativo, da capire perché comunque, anche se fosse entrato qualcosa di nero non è un problema. Comunque, Cavallaro contro Vaccarino, parte 2, l'esito è lo stesso e arriva il 2-0, segna Cavallaro che si conquista il rigore, lo segna e di fatto chiude la partita. Dunque il gol con il cuore alla telecamera, la dedica da parte di Cavallaro. Giocata preziosa la sua e anche la trasformazione dal dischetto per il 2-0 che di fatto regala la vittoria alla sua squadra. Ma intanto attenzione perché ha già riconquistato palla l'ATF, sempre con Cavallaro fermato. Scadono i 3 di recupero. C'è la rimessa, poi pallone che rimane lì, prova ad intervenire anche Mandalari, pallone spazzato via, prova ad arrivare Matranga, mette in fallo laterale la difesa dell'ATF, ma basta così dopo 3 minuti e mezzo di recupero. 2-0 TF che vince questo recupero della settima giornata contro i Ciaculli. Arcoraci con la grande giocata individuale e poi Cavallaro con rigore conquistato e trasformato. Vale il 2-0. È tutto qui dal campo dei Ciaculli con il risultato di TF2 Ciaculli 0. Da Sportisili per questo pomeriggio è tutto. Alla prossima.